11ª giornata di ritorno nel campionato di Serie B femminile. Il Padova ospita la Riozzese per vendicare l'ultima sconfitta bruciante in casa della Torres e anche per non farsi scavalcare in classifica dalle stesse lombarde, che hanno un solo punto in meno delle biancoscudate. Però a partire molto meglio è proprio la Riozzese, che nel giro di un quarto d'ora colleziona 3 palle gol. La prima l'abbiamo vista con questo colpo di testa, la seconda al quinto minuto con Roccucci tutta sola in area, che però spara addosso a Martina Donà al 16°. Arriva però il vantaggio meritato della Riozzese con questo gol di Tugnoli di testa su un calcio d'angolo che arriva a spiovere proprio sul secondo palo, tutta sola Tugnoli, che insacca così l'1-0. Il Padova però al 21° minuto si fa vivo per la prima volta e guardate cosa combina il capitano Alessia Mazzucato, uno slalom incredibile, salta 3 avversari, entra in area di rigore e con il destro segna un gol veramente bellissimo. Grande soddisfazione per la capitana Alessia Mazzucato e rivediamo il suo gol, sicuramente uno dei più belli della stagione. Dopo aver saltato 3 avversari entra in area di rigore, con il destro trova così l'1-1. Soffre però il Padova nel secondo tempo, al 34° minuto c'è questo nuovo contropiede della Riozzese. Qua deve uscire alla disperata Martina Donà per bloccare il pallone. Più vivace la ripresa, che si apre al secondo minuto con questa bella girata di Elisa Dal Bianco di sinistro. Il portiere si oppone con i pugni. 9° minuto però trova spazio sulla destra, Troiano mette in mezzo questo pallone, poi forse ci sarebbe anche un fallo di mano, l'arbitro lascia proseguire e la Riozzese ritrova il vantaggio col gol di Napoletano. Forse, come vediamo, c'era anche calcio di rigore, l'arbitro non ha fischiato, ha lasciato proseguire l'azione e la Riozzese ritrova il vantaggio 2-1 al 9° minuto. Ma tempo 5 minuti e il Padova trova un bellissimo pareggio con Giorgia Nicoletto, che avvia l'azione recuperando palla, poi riceve l'assist di Claudia Ferrato da posizione molto defilata, fa partire un gran diagonale con il destro che si insacca a fil di palo. 2 bellissimi gol per il Padova. Biancoscudate che poi ci credono, vogliono anche la vittoria e Claudia Ferrato va via in maniera poderosa sulla sinistra, poi si incarta un po' ma riesce lo stesso a servire Nicoletto, che si gira ma il suo tiro è ribattuto. Nel finale però la Riozzese cerca il triplo sorpasso, qua prova con un destro Troiano, la palla prova sull'esterno della rete. 33° minuto recupera questo pallone la Riozzese, il cross, il colpo di testa sfiorato, poi si coordina Gianni e prova a far partire questo destro che termina alto. 2° minuto di recupero, colpo di testa di Claudia Ferrato e il gol del Padova. Proprio come all'andata, all'ultimo minuto il Padova trova il vantaggio, lancio lungo su punizione di Rapesi, testa all'indietro di Ferrato che con un po' di fortuna batte il portiere, così il Padova ritorna alla vittoria, batte 3-2 la Riozzese, si prepara nel migliore dei modi all'ultima trasferta sarda domenica prossima in casa dell'Atletico Oristano.